15 settembre, buongiorno a tutti voi telespettatori, sono le 12 in punto e noi siamo puntuali in diretta con Focus TG, lo saremo fino alle 13:30 per un'ora e mezza dedicata all'informazione, alla cronaca, all'attualità con tanti collegamenti in diretta con i nostri inviati nelle varie province del Veneto, ma poi spazio anche ai temi di riflessione e di attualità come il rincaro delle bollette, come anche alcune iniziative molto particolari di protesta che hanno messo in atto sia commercianti sia studenti che amministrazioni locali. E poi spazio chiaramente alle tematiche relative alla politica, alla sanità e poi costume e spettacolo. Insomma, un'edizione di Focus TG ricca di contenuti. Noi però, come sempre, come nostra abitudine, nel primo blocco del nostro telegiornale parliamo di cronaca. E la cronaca ci porta ad aprire questa edizione tornando a parlare del drammatico incidente a San Giorgio delle Pertiche con una donna 54enne travolta e uccisa. La settimana scorsa la Procura ha nominato un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente. La Procura ha dato il nulla osta e si svolgeranno domani mattina alle 10:30 nella chiesa di San Bonaventura di Cadoneghe, il paese di cui era originaria, i funerali di Erika Fantinato, la 54enne investita e uccisa una settimana fa mentre stava facendo jogging lungo via Brenta a Cavino di San Giorgio delle Pertiche. Nel frattempo la Procura ha nominato un consulente tecnico per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità, con un accertamento non ripetibile a cui parteciperà anche un consulente di parte nominato dalla famiglia di Erika Fantinato. L'autopsia ha confermato che la 54enne è stata colpita alle spalle dal furgone e non lateralmente a sinistra, un elemento dunque che sembrerebbe escludere lo scatto verso il centro della strada che la donna avrebbe fatto secondo il racconto dell'autista, ma che invece secondo la famiglia di Erika è improbabile, visto che non corrisponde con il percorso che la 54enne era solita fare ogni mattina. L'autista 34enne romeno al momento è indagato per omicidio stradale. Poco fa un tamponamento tra autocarri lungo l'autostrada A4, 2 feriti, l'incidente che ha portato gravi conseguenze e disagi alla circolazione è avvenuto all'altezza di Montebello. Mattinata di code sulla 4, sono da poco passate le 7 quando 2 tir si scontrano all'altezza di Montebello Vicentino in direzione Venezia. Nessun ferito grave, ma in autostrada, visto l'orario e il traffico intenso, si formano subito lunghe file che superano i 10 km. Sul posto la polizia stradale. A complicare ulteriormente la situazione un altro tamponamento sempre in direzione Venezia, ma questa volta all'altezza dello svincolo Soave San Bonifacio, col traffico che si è scaricato sulla strada regionale 11. Nel novembre del 2020, ricorderete questo drammatico fatto di cronaca nera, uccise la moglie a Cadoneghe. Ebbene, il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per il 41enne marocchino autore dell'omicidio. Uccise la moglie con 3 coltellate al petto mentre era a letto davanti agli occhi della figlia più piccola. Il delitto di Aisha El Aboui avvenne la sera del 24 novembre del 2020. A distanza di 2 anni, concluse le indagini, il pubblico ministero ha chiesto per il marito Abdel Fattah Gennati l'ergastolo. Davanti alla Corte d'Assise d'Appello si è svolta la penultima udienza del processo, poi toccherà la difesa e il 5 ottobre si dovrebbe arrivare al verdetto. L'accusa per Gennati è quella di omicidio volontario aggravato dal legame coniugale. Molti gli elementi che lascerebbero presagire anche alla premeditazione del delitto, ma nessuna prova certa, anche se i giudici hanno nominato un perito per capire se l'uomo fosse capace di intendere di volere al momento del delitto. Nei mesi prima dell'accoltellamento, Gennati infatti aveva più volte espresso il desiderio di uccidere la moglie, minacciandola e picchiandola. La procura ha chiesto anche il rinvio a giudizio dell'uomo per maltrattamenti in famiglia, chiesti 500.000 euro di risarcimento per ognuno dei 3 figli avuti con Aisha. Una fitta rete di pusher e di spacciatori di droga tra Cornuda e Montebelluna, messa in piedi da un 46enne marocchino che consegnava la cocaina a bordo della sua auto di grossa cilindrata. Vediamo.
In meno di 2 mesi, da novembre a dicembre 2021, gli vengono contestate oltre 140 cessioni di droga, vale a dire quasi 2 etti di cocaina, per un giro d'affari di circa 18.000 euro. Lui, dai suoi clienti, era conosciuto come Karim. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 46enne di origini marocchine, accusato di aver messo in piedi negli ultimi mesi un vasto mercato dello spaccio nella zona di Cornuda e nei comuni vicini, da Montebelluna a Pederoba fino a Maser, Caerano e Crocetta. L'uomo si aggirava con una macchina di grossa cilindrata in cui, tra il tardo pomeriggio e la sera, faceva salire i suoi clienti per evitare scambi all'aperto, accompagnandoli anche a prelevare il denaro per pagare lo stupefacente. Altre cessioni sono state verificate anche all'interno della sua abitazione. Raccolti i sufficienti elementi, la procura trevigiana ne ha chiesto la custodia in carcere e il 46enne è stato rintracciato e condotto nelle scorse ore a Santa Bona. E nel nostro blocco di cronaca, di notizie, rientra anche il prossimo servizio che è legato a temi della salute e della sanità, un cluster di West Nile a Mestre, quindi prevista d'urgenza una nuova disinfestazione straordinaria. A Mestre un nuovo intervento di disinfestazione per West Nile, stavolta a essere interessata è la zona di Chirignago-Zelarino. L'intervento, secondo ordinanza comunale, disposto nella 2 giorni di oggi e domani nelle aree prossime a via Macello, cioè zona Asseggiano, a seguito della segnalazione da parte del servizio di igiene pubblica della ULSS 3 Serenissima di un cluster di casi di West Nile, appunto, trasmesso dalla zanzara comune nell'area in questione. A tal proposito, le strade interessate con via Macello, incrocio con via Pugliese fino a via Cecco Angelieri, sono le vie Asseggiano, da Ferrovia fino a Cecco Angelieri, e il Rustico di Filippo. La disinfestazione è suddivisa in 2 cicli, quello delle 9 del mattino e alla sera poco prima di mezzanotte, con la disinfestazione adulticida in aree stradali pubbliche. Restiamo a parlare di temi legati alla sanità per l'ennesima segnalazione di problemi, di disservizi e di disagi all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana. Ebbene, adesso nel prossimo servizio vi raccontiamo le vicissitudini del signor Giuseppe, un paziente di 82 anni che vive a Cismon del Grappa assieme alla moglie, anche lei affetta da vari problemi di salute. Le tribolazioni, i problemi e diciamo tutte le problematiche che stanno affrontando queste persone sono riassunte nel prossimo servizio di Mirko Cavallin. Mi lamento del trattamento che mi hanno riservato, proprio sono rimasto male. Negli ultimi mesi, come ha scritto anche in una lunga lettera indirizzata alla Regione Veneto, Giuseppe è stato colpito da varie patologie che lo hanno limitato negli spostamenti e nell'autosufficienza. Un dolore alla gamba destra lo costringe a diverse ore di astanteria in pronto soccorso del San Bassiano, finché viene apostrofato così da una persona in servizio. Mi guarda e mi dice: alza la gamba, non ce la faccio. Sei finito, mi ha detto. Proprio sei finito. Segue un trasferimento ad Asiago, di cui però i parenti non vengono informati. Chiamo il figlio: Marco, ma ti hanno avvisato? Sai dove sto andando? Le precise parole: stai dove sto andando? No, dice: dove vai papà? Sto andando ad Asiago. Pochi giorni dopo Giuseppe si frattura una gamba in casa, viene portato a Bassano e ingessato, ma dopo il passaggio in ortopedia resta in attesa. Guarda che io dovrei andare a casa perché non ce la faccio a camminare, no, ce la faccio, no. Ma non hai nessuno qua. No, sono stato portato con l'ambulanza e chiedo che l'ambulanza mi porti a casa, capito? No? Oh, dice, sai cosa costa l'ambulanza? A quel punto scatta una reazione per tutelare il proprio diritto. Quando hanno visto che io ero deciso a chiamare i carabinieri, ho detto: adesso telefono ai carabinieri, proprio alla signorina che era lì, non so chi era. Vabbè, dopo 10 minuti arriva l'ambulanza. Perché prima no? Perché prima mi fai aspettare lì come un pappagallo che non so se devo andare in bagno o cose come... No, non è modo di trattare la persona questo.
Guarita la frattura, sorge però un problema polmonare con un ricovero di 1 mese in medicina. Che migliorino il trattamento sia ospedaliero e anche come si dice, e soprattutto il mangiare. Sintetizzando, per dare un voto, Bassano 0, Riago 10. Il signor Giuseppe e la moglie attendono risposte e per questo i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. Microfoni che sono aperti da mesi per aspettare le risposte di chi è chiamato insomma a rendere conto anche di questo tipo di problematiche, di disservizi, di disorganizzazione. Noi di Rete Veneta continueremo a dare voce e spazio ai cittadini. Prima di andare in pubblicità chiudiamo la parentesi legata alla sanità con il bollettino Covid, lo leggiamo velocemente direttamente dall'ANSA. Sono 2.227 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, quindi il famoso delta dei nuovi positivi, 2.227. È un andamento in linea con il trend settimanale che portano il totale dei contagiati da inizio pandemia in Veneto a 2.227.749 persone. Il bollettino regionale segnala purtroppo altri 6 decessi che fanno salire il totale da inizio pandemia a 15.430 persone che hanno perso la vita a causa Covid. Prosegue fortunatamente la discesa dei malati che sono complessivamente 34.554, 1.428 in meno nelle ultime 24 ore. Scendono anche i dati clinici con 481 ricoveri in area diciamo non intensiva, meno 18 nelle ultime 24 ore, quindi si liberano 18 posti in ospedale area Covid e scendono anche le terapie intensive, sono 21 in totale, meno 3 rispetto alle ultime 24 ore. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo con tante notizie di cronaca e con i nostri approfondimenti. Restate con noi. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, abbiamo già mandato in onda un primo blocco di notizie di cronaca con un approfondimento sulla sanità. Noi continuiamo a parlare e a diciamo informarvi su quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio, quindi continuiamo con la cronaca che ci porta adesso a Vicenza. Un uomo armato di coltello semina il panico in un parcheggio tra gli automobilisti. Interviene la polizia e su questo episodio dura anche la presa di posizione del sindaco Francesco Rucco. Un uomo alterato, armato di coltello, si aggira nel parcheggio Eretenio. Una figura che incute timore, che spaventa i cittadini. Qualcuno chiama il 113 e lancia l'allarme. Sul posto si precipita una pattuglia delle volanti. Gli agenti si avvicinano all'uomo, uno straniero, che estrae dalla tasca dei pantaloni un coltello a serramanico e lo getta per terra. Viene immobilizzato. I tentativi per cercare di calmarlo sono vani. L'immigrato dice di soffrire di disturbi psichici. Vengono allertati i medici del SUEM 118. Il personale sanitario accompagna l'uomo in forte stato di agitazione al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Dopo le visite mediche e le cure, l'immigrato rifiuta di farsi ricoverare. Portato in questura per gli accertamenti, la polizia lo identifica. È un 31enne pakistano con molti precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Questa volta l'immigrato, che ha creato problemi di ordine pubblico, viene denunciato a piede libero per porto abusivo d'armi. Essendogli stato riconosciuto lo status di richiedente asilo per protezione internazionale, la questura non può procedere alla sua espulsione dall'Italia. Nei suoi confronti, però, il questore Paolo Sartori firma un foglio di via obbligatorio con divieto di far rientro per 3 anni nel comune di Vicenza. Il sindaco Francesco Rucco chiede regole certe. È necessaria una legge certa che dia certezza anche alla pena, ma che dia anche gli strumenti alle forze di polizia di intervenire. Non è col buonismo che possiamo risolvere i problemi. Su questo bisogna ci sia chiarezza da tutte le forze politiche, da una parte e dall'altra,
senza prendere in giro i cittadini che si vedono abbandonati in una situazione di percezione di insicurezza. E quindi i controlli ci sono, verranno implementati, stiamo lavorando anche sul posizionamento di telecamere di videosorveglianza anche in altre zone della città, non solo in zone retenie, ma da questo punto di vista poi ci servono gli strumenti per intervenire in maniera efficace. E noi continuiamo a parlare di sicurezza anche nei prossimi servizi. Ci spostiamo a Padova, dove tra poco saremo anche in grado di collegarci in diretta con la nostra collega Valentina Visentin, perché tiene banco un problema che oramai da tempo rende difficoltosa la vita di chi lavora in Piazza Duomo a Padova, ma anche di chi insomma ci transita, ci passa e decide di trascorrere qualche momento all'aria aperta, perché in Piazza Duomo troppa violenza ogni sera tra bande di giovani. I baristi, gli esercenti del luogo chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine. Vediamo. Io penso come commerciante, penso anche come cittadino. Cittadino vuole essere protetto, commerciante deve essere protetto, perché paghiamo, siamo qua ai Plateatici, siamo qua con la difficoltà che c'è economica. La situazione sicurezza in Piazza Duomo sta nuovamente peggiorando e in fretta. Sabato scorso l'ennesima rissa, il video è eloquente, i clienti hanno dovuto ripararsi all'interno del locale, l'incasso della serata si è quasi azzerato. Protagonisti giovani, spesso ubriachi, che si picchiano a torso nudo, si lanciano bottiglie, spaventano i clienti dei bar e in tempo di crisi creano problemi enormi ai locali pubblici. Il Plateatico costa moltissimo di oneri, ci sono le bollette che sono quintuplicate, vedere 10, 15, 20 clienti che si alzano e se ne vanno e che non torneranno più fa male. La soluzione ci sarebbe, la vigilanza privata non è autorizzata a intervenire lontano dal bar, anche se di pochi metri, e quindi serve una presenza fissa delle forze dell'ordine, un presidio attivo tutte le sere che allontanerebbe le bande e proteggerebbe clienti e baristi. E ci sentiamo sempre che dobbiamo difendersi da soli, questa non funziona, non va bene. I miei dipendenti non sono qua per difendere me o se stessi, sono qua per lavorare. Noi devono darci la possibilità di lavorare qua, o con dei presidi fissi, o con delle squadre che organizzano di sicurezza. Se ci fosse intenzione da parte delle istituzioni di creare un presidio fisso, temporaneo, che possa dissuadere queste persone ad andare via e a non aggregarsi qua, potremmo risolvere un grosso problema alle attività economiche che ci sono anche ai cittadini residenti e daremo anche un'altra immagine ad una piazza meravigliosa della nostra città. Nella piazza ci sono anche almeno 4 telecamere che potrebbero essere un deterrente ulteriore per frenare e evitare la violenza, anche se sembra che questi ragazzi, spesso ubriachi, non abbiano rispetto per le forze dell'ordine. Questa è la voce di chi in quella zona, in quell'area lavora. Adesso nel prossimo servizio ascoltiamo cosa ne pensano i cittadini. Un maggiore presidio delle forze dell'ordine? Sicuramente sì, ma ci sono sempre, se vede ci sono sempre. Però andrebbero aumentate, che so, il venerdì e il sabato sera? Probabilmente sì, al venerdì un po' di più, ma al sabato sera arrivano e fanno la rissa perché si sono messi d'accordo e poi spariscono. È una cosa velocissima. Più sorveglianze perché non è possibile. Telecamere. Signora, dica. Mettere anche telecamere a modo che sia molto seguita, molto vista. Una volta vedevo di più i vigili in giro che giravano, che erano più disponibili o cosa. Le forze dell'ordine, ma sappiamo benissimo che hanno le mani un po' legate, no? Nel senso che i ragazzi sono spesso minorenni, per cui sanno benissimo che sono impuniti. Si beve troppo? Probabilmente si beve troppo. Credo che ci sia anche qualcos'altro in mezzo, adesso non lo so io, perché però vedo che sono in certe situazioni sono tanto esaltati, quindi arrivare all'alcol solo per me
c'è anche qualcos'altro. Bisogna avere dovrebbe esserci un controllo, soprattutto in quelle serate critiche, che ci fosse un controllo almeno, appunto, come dicevo prima, nelle serate critiche alla notte, che ci sia una pattuglia che controlli queste cose, insomma. Uno dei motivi che ho deciso di chiudere è che qua c'è meno affluenza la sera e ci sono questi episodi, quindi è inutile che io stia qua, chiudo alle 9 della sera, faccio l'aperitivo e basta. Senta, un presidio? Beh, io non dico proprio fisso e permanente, ma che giri tra le piazze, tra l'una l'altra e l'altra ancora, e qui si vede quando ci sono queste situazioni, in qualche modo smorzarle o in qualche modo allontanare questi ragazzi, perché è diventata una storia insostenibile per chi ci abita e soprattutto per gli esercenti. E tra i problemi dei commercianti del centro storico di Padova non solo la sicurezza ma anche il caro energia. È chiaro che questo è un discorso che riguarda tutti, è una problematica trasversale, però è curiosa l'iniziativa imbastita proprio dai commercianti del centro storico di Padova che in vista delle prossime elezioni politiche chiamano a raccolta i vari candidati alle prossime elezioni per sottoscrivere un manifesto, un impegno pubblico per tutelare le attività messe in ginocchio dai rincari. Vediamo. Tutti in coda a firmare un impegno a sostenere le imprese stremate dal caro energia. L'Associazione Commercianti del Centro di Padova, capitanata da Massimiliano Pellizzari, ha invitato i candidati alle prossime elezioni politiche a firmare una dichiarazione di intenti. Sottoporremo all'attenzione di tutti i candidati al Parlamento della Repubblica, facendoli impegnare, facendoli prendere un impegno molto chiaro, che è quello di adottare tutte le misure necessarie nel caso in cui dovessero il 25 di settembre essere eletti, adottare tutte le misure per poter calmierare finalmente i prezzi energetici. Noi siamo estremamente preoccupati, abbiamo finito la liquidità, non riusciamo a pagare bollette che sono quadruplicate rispetto a pochi mesi fa e anche rispetto ovviamente all'anno scorso. Qui ci arrivano fondamentalmente importi di 3, 4, 5 mila euro come se fossero noccioline. Purtroppo la situazione è drammatica. Con la firma chi ha sottoscritto il manifesto redatto da CC e sottoscritto già da almeno 300 commercianti si impegna una volta eletto a farsi portavoce delle istanze degli esercenti che hanno bisogno di non far cessare le loro attività. 2 anni di pandemia che ci hanno letteralmente massacrato, oggi che pensavamo di vedere la luce, siamo di fronte a questo nuovo problema che bisogna risolvere veramente in tempi rapidi. Ecco, noi pensavamo francamente che chi in questo momento stava seduto a Roma avesse messo mano nei mesi passati, perché voglio ricordare che gli aumenti energetici noi non li abbiamo dalla settimana scorsa ma dei primi di gennaio. Noi mentre teniamo d'occhio l'ANSA, perché insomma arrivano sempre in continuazione notizie di cui vi rendiamo partecipi, questo è il servizio, l'utilità insomma del live, della diretta, continuiamo prima di andare in pubblicità a parlare, e restiamo a Padova, di rincari dei costi e delle bollette, perché il Comune ha aperto una serie di sportelli per aiutare i cittadini a contrastare il caro bollette. Risparmiare in questi tempi diventa dunque una priorità su cui interviene proprio l'amministrazione comunale. L'unione fa la forza, un proverbio che in questo momento è raccolto dalle associazioni dei consumatori padovane che vogliono unire competenze e informazioni per aiutare i cittadini a contrastare il caro bollette. Un'iniziativa raccolta dal Comune che si è offerto di coordinare le attività e mettere a disposizione veri e propri sportelli. Abbiamo attivato una collaborazione con la Camera di Commercio e con le associazioni per la tutela dei consumatori per una rete di sportelli sul territorio del Comune di Padova che danno una consulenza gratuita ai cittadini ma anche alle piccole e medie imprese che hanno bisogno di un supporto, un sostegno in tema di bollette piuttosto che varie pratiche commerciali che devono essere verificate. Sottoscrivere contratti con i gestori di energia, gas e elettricità soprattutto in queste settimane non è facile. Bisogna scegliere il profilo più adatto alla propria abitazione. In questo momento è bene anche fare informazione preventiva per quello che riguarda
l'aumento dei costi spropositati che ci sono stati sulle bollette, quindi fare attenzione ai contratti che si sottoscrivono e anche effettivamente all'utilità del contratto sottoscritto stesso. L'indicazione che noi diamo ai cittadini è quella, prima di sottoscrivere dei contratti e delle offerte, di verificarle con dei professionisti che sono a disposizione a questi sportelli per evitare pratiche commerciali che siano scorrette. Individuare le caratteristiche di ogni utente, insomma, e capire qual è il contratto più adatto per lui, per evitare che si spenda più del dovuto. Di questi tempi la differenza si vedrà tutta. Continueremo a parlare delle difficoltà di famiglie, esercenti, commercianti, amministrazioni pubbliche e quant'altro legate proprio al rincaro dei costi, con altre iniziative di protesta subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 12.30, noi come sempre siamo in diretta e ve lo ricordo, lo saremo fino alle 13.30. Tanti i temi affrontati e ancora da affrontare nel corso di quest'ora, ancora a disposizione. Noi però adesso continuiamo a parlare dei problemi legati al rincaro delle bollette e dei costi per le attività commerciali. Ci spostiamo, abbiamo visto la situazione a Padova con le varie iniziative sia dei commercianti che del comune. Adesso ci spostiamo a Vicenza. Qui i bar e i ristoranti sono in prima fila per trovare una soluzione possibile a tamponare queste emergenze. Allora c'è chi opta per una chiusura temporanea dell'attività in attesa di provvedimenti, chi invece interviene in maniera decisa e importante sull'illuminazione e sul risparmio energetico. Vediamo. Scegliere la via della sopravvivenza, è questa la situazione che bar e ristoranti si trovano ad affrontare. Stretti tra la morsa dei rincari alle bollette, che rilevano essere triplicate, e l'aumento dei prezzi dei prodotti, tentano dei piani di risparmio. Prima pagavamo 1.600-1.700 mensili, siamo passati a circa 5.000. E adesso arrivano a triplo. Io adesso non sto ritoccando i prezzi, però vado a fare la spesa. Prima se un prodotto costava, adesso così un'idea, costava €1, costava €1,40, costava €5, costa €7 e quindi bisognerebbe fare dei rincari. Essendo aumentata la corrente elettrica anche per chi produce il latte, noi lavoriamo col latte principalmente, ci ha alzato i prezzi e quindi nella prossima stagione saremo costretti ad aumentare. Le soluzioni nostre sono che se andiamo avanti così rischiamo di chiudere, ci fermiamo per un paio di mesi per vedere com'è la situazione per quanto riguarda le utenze. Se invece qualcosa lo Stato cambia, diciamo, allora continuiamo a lavorare. Apertura a singhiozzo quindi è l'ipotesi, per vedere come va, nell'attesa che la situazione venga calmierata dal governo con provvedimenti decisivi. Speriamo che lo Stato e il governo faccia qualcosa per venirci poi incontro, perché la vedo abbastanza dura. O lo Stato ci aiuta, oppure chi ha la forza di continuare di fare, continua, se no chiuderanno. Chi per l'arrivo dell'inverno indica la soluzione di utilizzare meno la corrente, ottimizzando l'utilizzo dei frigoriferi o spegnendo l'interruttore in alcune sale durante il giorno. Facciamo tutto possibile di fare un po' di economia, diciamo, anche magari come che abbiamo il secondo piano, lì visto che non c'è la gente lasciamo la luce spenta perché se no non si va avanti. Poi non lo so, i frighi magari alla notte se li carichiamo, diciamo, spostiamo un po' di roba per fare l'economia. Le luci bene o male sono sempre andate, adesso è il momento sbagliato di abbassarle perché arriva l'inverno, viene buio prima, fra fine ottobre cambiano l'ora, per cui non è che si possa tanto spegnere le luci, sono locali pubbliche. E non è possibile fare razionamenti di energia in un'attività perché di notte l'energia deve rimanere accesa, abbiamo tutti quanti frigoriferi e congelatori, cioè rischiamo che la merce va in deterioramento. E chi tra le soluzioni fai da te ha già sostituito le luci installando LED a basso consumo. Cerchiamo di limitarle nel possibile, abbiamo passato tutte lampadine a risparmio energetico, però anche solo il passaggio a lampadina a risparmio energetico è un costo, perché non ti costano più €2 ma te ne costano 10 l'una. Una situazione in evoluzione, un problema che si protrae da tempo, una realtà che ha spinto ieri commercianti, imprenditori e cittadini di Mestre a
protestare apertamente lanciando un sentito profondo grido d'allarme al governo. Le bollette sono troppo alte, così non ce la faremo ad andare avanti e saremmo costretti a spegnere le luci. Protesta questa mattina di imprenditori e commercianti in piazza Ferretto a Mestre che hanno simbolicamente stracciato le bollette. Questo cesto che rappresenta un po' la fine della nostra economia, dei nostri territori, delle nostre imprese che noi vogliamo e dobbiamo scongiurare. Cifre triplicate, in alcuni casi anche quadruplicate, che stanno mettendo in ginocchio aziende, attività commerciali e famiglie. Per questo in molti hanno preso parte all'iniziativa proposta da Confcommercio Venezia Non spegnetevi, non spegnere la città, che ha riunito i rappresentanti delle associazioni di categoria e politici per lanciare un grido d'allarme a chi governa il paese. Comunque la situazione, visto così com'è, va regolamentata in modo diverso, vanno fatte delle scelte che devono essere delle scelte non di parte di qualcuno che le pensa in un modo o in un altro, ma nell'interesse unico del paese, per tentare in qualche maniera di metterci una pezza, visto che i danni che sono già stati fatti comunque sono già molti e si corre il rischio di non avere neanche nessuna risorsa per poter poi dare una mano a tutto quel mondo che verrebbe espulso sia dal tessuto urbano e commerciale sia dal tessuto delle imprese e le famiglie ancora più povere. Con la siccità da una parte, i costi energetici per i fertilizzanti piuttosto che per il gasolio agricolo, così come per l'energia elettrica, stanno portando le aziende agricole a chiudere, guardando le stalle, guardando gli allevamenti, e di conseguenza poi saremo succubi di paesi terzi che importeranno, se vorranno, il cibo da noi a un prezzo molto maggiore di quello che costa a noi produrlo. Presente anche il presidente di Confindustria Venezia. Noi chiediamo alla politica che ogni volta che si prende una decisione bisogna valutare l'impatto sull'economia reale, prima ancora di prenderla. Senza un'azione immediata le conseguenze saranno drammatiche. Vedremo tante saracinesche, tanti capannoni, tante piccole imprese che non ce la faranno e saranno costrette a fermarsi, e avremo molte persone che una volta andavano a fare la spesa magari economica che andranno a farla ancora meno o addirittura salteranno qualche giorno, perché con i soldi alla fine quelli sono. E per aiutare le famiglie in difficoltà economica proprio legata a questa emergenza che perdura, il Comune di Venezia stanzia oltre 1 milione di euro. Qui nessuno sta dormendo, siamo tutti quanti svegli la notte per pensare di trovare soluzioni. Sicuramente io dico che in Parlamento chi è tranquillo dopo aver votato i 17 miliardi ieri penso che non abbia capito nulla. 30 miliardi è il minimo indispensabile cifra per cercare di tenere ancora certe attività produttive ancora aperte. E il danno che una volta chiuse sarà molto superiore ai 30 miliardi e oltretutto mi auguro che ci sia l'intelligenza di intervenire non in maniera piatta, cioè i fondi che verranno distribuiti non possono essere messi nella stessa maniera, perché attività come ad esempio Murano, che sono attività produttive che vivono di gas, quel gas è una materia prima e quindi se noi interveniamo nella stessa maniera come le altre attività, Murano è destinata a chiudere. Serve dunque un intervento per aiutare le imprese ed evitare che chiudano, ma poi c'è il fronte delle famiglie che a loro volta si troveranno a dover sostenere costi importanti. In questo caso il Comune cerca di correre ai ripari. Ci siamo voluti concentrare su famiglie e imprese e non a caso oggi in giunta abbiamo approvato un bando significativo, 1,5 milioni di euro per sostenere le famiglie anche del ceto medio in difficoltà a causa dei costi energetici. Nei prossimi giorni uscirà il bando che sarà online e si potrà fare domanda per un contributo economico significativo. Risolve qualcosina sì nel breve termine, è evidente che non è la soluzione definitiva. Su questo chiediamo ovviamente al prossimo governo, ma anche al governo in carica oggi, di fare di più, di reinvestire le accise che hanno guadagnato in più il governo nazionale, perché aumentando il prezzo della benzina, essendo le accise percentuali, si ottiene un maggiore anche di IVA, un maggior introito fiscale. Questo extragettito deve essere dato alle famiglie, altrimenti davvero rischiamo di svegliarci poi a marzo con imprese dimezzate, straindebitate, un paese al collasso e le famiglie in grossa difficoltà.
E intanto a livello europeo si sta ipotizzando un razionamento dell'energia sia per l'autunno che per l'inverno, una situazione anche questa di emergenza. Noi siamo andati a Bassano a sentire cosa ne pensano i cittadini. Spero, io, come ho fatto con l'acqua quest'anno, spero che un po' di dovere civico ci sia, insomma, da parte delle persone, capisce? In teoria basterebbe poco e vedremo, insomma, io cercherò di limitare il consumo. Noi abbiamo una casa indipendente, quindi diciamo che cerchiamo di risparmiare, ma risparmiavamo anche prima, insomma, non è che non sarebbe un grosso, diciamo, sacrificio, ecco. Noi da sempre 18 gradi, 12 in camera e a volte anche meno. Quindi è proprio una cosa di abitudine sempre avuta. Faremo del nostro, insomma, il possibile per cercare di stare bene in casa e non lo so, è un pensiero che sì, ci si fa in tutte le famiglie in questo momento. Non abbiamo ancora particolarmente trovato una soluzione. Di risparmiare sicuramente, le luci, l'acqua e questo. A casa mia c'è già il fotovoltaico, in più ci sono le varie lampadine con LED eccetera e abbiamo la fortuna di avere la casa in direzione del sole, no? E quindi noi la corrente la usiamo veramente poco. Forse noi eravamo più preparati perché le nostre famiglie avevano vissuto la guerra, ci avevano educati quindi a una parsimonia e poi avevamo meno necessità. Bisogna risparmiarla. Speriamo che faccia un bel inverno come quello dell'anno scorso e ora si risparmia qualcosa di più perché abituati come che siamo adesso si fatica a tornare indietro. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo per parlare e approfondire tante altre tematiche assieme. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, manca una manciata di secondi alle 12:45. Noi prima di chiudere la parentesi sulla questione rincari, bollette energetiche, rincaro costi, abbiamo ancora alcune tematiche da approfondire. Diamo una notizia che è arrivata poco fa alla nostra redazione. Un capriolo è rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello, è stato liberato questa mattina grazie all'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono accorsi a Teolo, siamo a Padova, località dei Colli Euganei, dove l'ungulato era rimasto bloccato all'accesso di un'antica villa. Le squadre arrivate da Abano hanno lavorato per allargare le sbarre, liberare il capriolo non senza difficoltà, in quanto l'animale era agitato e si era ferito nel tentativo di liberarsi da solo. Insomma, una notizia che ha il suo lieto fine, insomma, quindi l'animale adesso sta bene. Noi, come vi dicevo, prima di passare a altre tematiche, perché dobbiamo parlare di politica, c'è ancora tanta cronaca, ci sono i nostri collegamenti in diretta con i nostri colleghi, chiudiamo il cerchio relativo ai nostri discorsi, ai nostri approfondimenti sui rincari, perché c'è davvero preoccupazione nel territorio anche dal punto di vista del turismo messo a dura prova nelle ultime settimane. Ci spostiamo adesso nella Marca, dove l'assessore De Checchi conferma che insomma, la situazione attuale è molto delicata, ma annuncia anche il ritorno della Fiera della Sostenibilità 4 Passi. Lavorare per pagare le bollette non è etico, ancora prima che discutere di provvedimenti secondo me bisogna affermare un principio: non è etico, non è corretto lavorare per pagare le bollette. I rincari che pesano sui bilanci dei commercianti, a confermarlo l'assessore alle attività produttive e vice sindaco Andrea De Checchi, espressione oggi del mondo del commercio trevigiano, proprio nel giorno della presentazione della Fiera della Sostenibilità a Treviso, Fiera 4 Passi, che al 16° anno consecutivo torna in centro città con un weekend dedicato anche al commercio equo e solidale. Vi è grandissimo disagio, noi i nostri
uffici sono costantemente in contatto con le associazioni di categoria, con singoli commercianti e artigiani, e la situazione è davvero molto difficile per molti di loro. È il momento giusto per parlare di sostenibilità, quella concreta che tutti possiamo mettere in campo. Il sindaco Mario Conte cita la più grande opera di bonifica della storia della città, quella della discarica di via Orsenigo, dove sorgerà una comunità energetica. Nella 3 giorni si parlerà di mercato dell'usato, di esempi di imprenditoria virtuosa, di diritti, con il presidente di Amnesty International, di clima. Ci sarà anche spazio per parlare il linguaggio dei bambini, con attività e laboratori. Vogliamo ispirare le persone che verranno ad ascoltare delle scelte consapevoli di acquisto, consapevoli nell'ottica della sostenibilità, quindi ambientale, ma anche della sostenibilità sociale. Siccità e caro bollette che stanno investendo i consumatori e anche i produttori. Nelle piazze cittadine, noi siamo stati a Padova, gli aumenti iniziano davvero a farsi sentire in maniera importante. I rincari stanno coinvolgendo tutte le categorie, dai carburanti all'energia, dalle materie prime ai prodotti lavorati. Siamo quindi andati nelle piazze padovane per capire se questi aumenti sono presenti anche sui banchi del mercato e nelle vetrine delle botteghe. La gente anche fa gli acquisti, però ci sono dei prodotti che a causa del tempo che c'è stato quest'estate, della siccità, sono carenti, quindi hanno aumentato di prezzo, tipo fagiolini, zucchine sono ancora molto care rispetto alla stagione che siamo. I pomodori sono aumentati, anche per voi? È vero, il pomodoro è aumentato tantissimo, ma appunto sempre a causa della siccità. Sempre quello è il problema, perché non c'era acqua da innaffiare le piante, non c'era niente, quindi non è cresciuta la verdura. Tutto aumentato, signore, tutto aumentato. La gente sta facendo delle spese un po' più oculate, non è che stia comprando molto di meno, però qualcosa vedi che adesso si sta acquistando solamente il necessario. Diciamo che sta andando un attimino in giù il problema, il fattore che prima magari uno acquistava 10, 11 dove va bene, adesso occorre 10, acquista 9. Rispetto alla carne rossa il pollame è quello un po' più gettonato, perché ancora non che non abbia subito rincari, perché però ha un prezzo un po' più accessibile. Gli aumenti li subiamo anche noi, non è che noi non li subiamo, e questo mi fa, parlavo proprio ieri con un mio fornitore, ci sono grosse possibilità che a fine anno ci siano tantissime, o spero poche, ma purtroppo il sento odore è un altro, ci sono tantissime attività che chiuderanno. La gente adesso deve fare un po' i conti con quello che ha, e se prima compri 8 adesso compri 4. Noi cerchiamo di tenere i prezzi contenuti, ma purtroppo aumentano anche per noi, le spese aumentano anche per noi, quindi si fa quel che si può. Il pomodoro è alle stelle di prezzo. All'ingrosso un pomodoro buono lo paghi 3,50 € al chilo. Se lo devi andare a rivendere lo devi vendere almeno a 4,50, 5 €, ma la gente allora mangia patate, cipolle, mangia qualcos'altro, carote. Anche i consumatori che il mercato lo frequentano hanno notato gli aumenti. I prezzi esagerati, proprio alle stelle. Lei sceglie magari qualche altro prodotto e si fa più attenzione? Se ne compra di meno, perché poi si arriva a casa e si butta la metà della merce, non conviene. Lei sente questo aumento dei prezzi? Sì, particolarmente nella frutta. Una crisi, come stiamo raccontando, come stiamo scoprendo giorno dopo giorno, che si estende veramente a macchia d'olio e che non può far altro che coinvolgere direttamente anche il comparto agricolo, che potrebbe portare a danni ancora più gravi, insomma, in vista dei prossimi mesi, sia per quello che riguarda la produzione che la produttività. Ebbene, lo annuncia il presidente dell'Associazione degli Allevatori, che lancia un chiaro appello ai veneti. L'estate è stata dura per gli allevatori veneti, sia per chi è salito nel peggio, sia per chi ha le stalle in pianura. L'esplosione delle materie prime e i costi per l'energia alle stelle hanno ridotto i margini per un settore che sta vivendo da qualche anno una fase molto complicata. Ma quel che porterà in dote l'autunno potrebbe essere ancora più amaro per gli allevatori. L'autunno sarà molto difficile, è difficile fare un intervento su queste dinamiche, però se prosegue tanto quanto quello che sta succedendo finora,
il rischio che un 20% di aziende entri in difficoltà, quindi diventi a rischio fallimento o chiusura, è grosso. Il rischio che una stalla su 5 chiuda è concreto e questa sarebbe una Caporetto per i territori vocati all'allevamento come la Pedemontana, l'Altopiano e il Bassanese. L'appello del settore è forte e chiaro ed è rivolto a tutti. Consumare locale. Noi ci siamo, ci mettiamo la faccia, sapete che la nostra filiera è una filiera corta, quindi comprate locale e comprate dal nostro sistema. Tra gli aumenti anche quelli che riguardano le rette delle scuole materne paritarie, a Padova la FISM chiede un intervento risolutivo del governo. Il prossimo governo salverà le famiglie dai rincari delle rette delle scuole materne paritarie dovuti al caro energia? È quanto spera la FISM, Federazione Scuole Materne Paritarie di Padova, Veneta e Nazionale, ma senza l'illusione di risolvere il problema a breve. Con l'accensione della caldaia dell'asilo scatterà l'aumento. Mediamente abbiamo calcolato che l'aumento possa arrivare a regime anche a 35-40 euro, però dipende dalle scuole, non è ovviamente un dato generalizzabile. Comunque è un dato importante e noi siamo molto preoccupati per questo, perché o ci aiutano le amministrazioni, quindi dal comune alla regione e allo Stato, oppure dovranno intervenire direttamente le famiglie. In provincia di Padova le scuole dell'infanzia paritarie sono 190 e accolgono 14.800 bambini fino ai 6 anni. Ci sono comuni in cui non c'è una scuola statale, solo nel territorio del Veneto e nella provincia di Padova la scuola paritaria copre il 90% dell'offerta. Se facciamo il conto che nella regione Veneto sono quasi 100.000 i bambini della scuola dell'infanzia, vuol dire 100.000 famiglie, 200.000 famiglie di nonni, non è solo un problema scolastico, ma è un problema sociale. Un foglio di impegno a risolvere i molti problemi delle scuole paritarie viene consegnato durante questa campagna elettorale ai candidati al Parlamento. Molti di loro sono sindaci ed ex sindaci. Siccome noi facciamo parte del sistema integrato pubblico scolastico, avremmo la pretesa, vorremmo, visto che lo dice una legge ben specifica, che ci fosse la gratuità per le nostre scuole. Quindi chiediamo innanzitutto che si impegnino ad aumentare quelli che sono i fondi per lo 0,6 in modo da azzerare questa retta. E a proposito di scuole, adesso chiusa la parentesi, il nostro approfondimento dedicato proprio a capire, scoprire, ragionare insieme sulle origini, sulle conseguenze di questa crisi dovuta ai rincari delle materie prime e dei costi energetici. Dicevamo, restiamo per un attimo a parlare di scuole, perché nel periodo tra settembre 2021 e luglio 2022 gli episodi di crolli, di stacchi di intonaco, ma anche di finestre, muri di recinzione, eccetera, eccetera, in prossimità delle scuole sono stati 45. 16 di questi si sono verificati nelle regioni del sud e 19 al nord, 10 insomma nel centro Italia. Il dato è un dato su cui riflettere, fornito da Cittadinanza Attiva. Questi episodi hanno provocato il ferimento di diverse persone. Insomma, entriamo un attimo nel dettaglio, cerchiamo di capire anche lo stato di salute del nostro patrimonio edilizio scolastico, un patrimonio che viene definito sostanzialmente vecchio e malconcio, visto che più del 40% delle scuole è stata costruita prima del 1976. Dal 20° rapporto dell'Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola emerge poi appunto che oltre il 40% dei nostri istituti è privo del collaudo statico. Quanto al documento di valutazione dei rischi ne è in possesso solo il 77%. Entriamo ancora di più nello specifico per capire anche insomma, quanto questa analisi interessi il Veneto, perché è forte l'emergenza crolli. Pensate che tra il settembre 2021 e l'agosto 2022 Cittadinanza Attiva ne ha contati, dicevamo, 45, di cui 16 al nord, e tra queste regioni c'è anche il Veneto che insomma è stato teatro di episodi di crollo all'interno delle scuole. Sono 11 le regioni che hanno comuni in zona 1, cioè comuni a elevato rischio sismico e di
caduta, diciamo, dei muri dell'intonaco e quant'altro. Sono 4.300.000 i bambini e i ragazzi che risiedono in queste zone. Il Veneto risulta comunque tra le regioni più virtuose per quello che riguarda le prove di evacuazione obbligatorie almeno 2 volte l'anno e le prove antincendio. Quindi insomma, sotto questo punto di vista il Veneto si conferma una regione attenta alla prevenzione. Noi abbiamo parlato in apertura di telegiornale degli episodi che si sono verificati in Piazza Duomo, a Padova, episodi di violenza e quant'altro. Vi avevo anticipato un collegamento con la nostra collega Valentina Visentin ed è proprio a lei che adesso cediamo la linea. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Alex, oggi è il tema del giorno qui a Padova, i video che sono stati diffusi su questa rissa che è avvenuta in Piazza Duomo sabato 10 settembre, una rissa che come non se ne vedeva da tempo in Piazza Duomo. Infatti circa un paio di anni fa era intervenuto anche il comune posizionando delle telecamere in quella zona, purtroppo si è ritornati con questo episodio avvenuto proprio sabato. È stato ripreso dal titolare di un bar che si trova in Piazza Duomo, che ha dovuto far entrare i clienti seduti nel plateatico proprio per evitare che venissero coinvolti dagli schiamazzi, dalle urla e soprattutto dalla violenza di questi 2 ragazzi che si erano lanciati delle bottiglie. Il barista chiede un presidio fisso della polizia, ma abbiamo sentito pochi minuti fa e nelle prossime edizioni dei telegiornali vi riproporremo anche l'intervista all'assessore alla sicurezza di Padova Diego Bonavina, che dice al momento il presidio non serve perché Piazza Duomo è una piazza molto controllata, ci saranno ovviamente controlli della polizia locale, passaggi, è fuori discussione perché non è mai piacevole vedere in una città episodi come quelli che si sono visti sabato sera. Proprio Piazza Duomo è monitorata grazie a delle telecamere di ultima generazione che sono state installate in questi ultimi 2 anni e quindi sarà il presidio che vuole fare l'amministrazione, ha detto l'assessore alla sicurezza, è un presidio attivo con eventi proprio per tenere la piazza viva e popolata dalle persone che la vogliono vivere in serenità. Purtroppo la cronaca insomma è quella che vi stiamo raccontando, è quella di questa rissa su cui ovviamente poi stanno facendo chiarezza anche le forze dell'ordine. Per quanto riguarda la cronaca è tutto da Padova, se non hai altre domande Alex io ti restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, grazie per il suo contributo, buon lavoro perché insomma la cronaca, come si suol dire, non dorme mai, quindi la nostra Valentina Visentin è sempre attenta a raccogliere le informazioni e le notizie dal territorio. Prima di andare in pubblicità si è parlato di plateatici, ne ha fatto accenno la nostra collega appunto di Padova. Ebbene, per quello che riguarda i plateatici a Vicenza, ma si sta lavorando un po' su tutto il territorio, sono in arrivo importanti novità post pandemia. Scopriamo quali. Valorizzare la bellezza e la produttività del centro storico, l'obiettivo dell'amministrazione comunale pronta a sottoporre alla soprintendenza una proposta di protocollo per confermare i criteri applicati per contemperare la tutela del patrimonio con la vitalità del commercio, oltre che per rendere Vicenza attrattiva e accogliente per i turisti. L'assessore alle attività produttive Silvio Giovine interviene sul tema della mappatura dei plateatici, richiesta dal Ministro della Cultura, ribadendo che nella stragrande maggioranza dei casi il Deor di Vicenza sono stati autorizzati anche in epoca pandemica, in costante dialogo con la sovrintendenza, rispettando i canoni del decoro e della tutela. Da un dialogo preliminare con la sovrintendenza, conclude l'assessore, c'è la presa di coscienza della presenza di alcuni plateatici su cui è necessario un rinnovato e virtuoso confronto per pervenire a soluzioni in linea con il protocollo di tutela e valorizzazione che sarà a breve condiviso. Riprenderemo con altre notizie di cronaca subito dopo la pubblicità. Restate con noi 2 minuti e torniamo. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 13:03.
insomma questo vuol dire che abbiamo poco meno di mezz'ora per parlare ancora di tante tematiche, tanti argomenti, per darvi ancora tante notizie. Prima di andare in pubblicità, la nostra collega Valentina Visentin è ritornata a parlarci, a darci gli ultimi aggiornamenti su alcuni fatti di cronaca che insomma hanno visto teatro Piazza Duomo a Padova, con microcriminalità, baby gang e violenza. Ebbene, una situazione analoga, simile, si sta verificando da tempo anche a Treviso, baby gang e tensioni in via Roma. Una signora ci ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente da un gruppo di ragazze, questo all'indomani di un altro episodio che aveva visto protagonista un 23enne nigeriano. Però in questo caso i commercianti del posto difendono la zona, difendono la loro area, dicono i controlli ci sono, Treviso non è il Bronx. Mi ha aggredita, mi ha detto di tutto e di più, ha usato un linguaggio scurrile che veramente, io sono andata via dritta perché so che non bisogna provocarli più di tanto perché poi vengono alle mani. La signora Mara pochi giorni fa stava passeggiando in via Roma quando all'altezza della fermata delle Corriere è stata sommersa di insulti. Alcune ragazze sul muretto stavano bersagliando i passanti con critiche a voce alta. La donna a 70 anni però non ci sta e reagisce, dando alla giovane che più è su di giri della maleducata: apriti cielo. Non l'avessi mai detto e oh, vecchia, cioè sa quelle affermazioni che fanno i ragazzi, fatti i cavoli tuoi, noi facciamo quello che vogliamo, noi siamo giovani, e sempre quella cosa lì, e si stava spostando in avanti per scendere. Io mi sono messa tranquilla e sono andata avanti per la mia strada. Una storia non isolata quella di Mara in una via Roma che spesso è teatro di episodi al limite. Solo martedì mattina l'arresto di un 23enne nigeriano che ha aggredito degli agenti della questura che lo volevano identificare. Minuti di tensione, a raccontarli un commerciante. Non voleva assolutamente entrare in macchina, là si è ovviamente scatenato un po' il caos. Dopo sono arrivati tantissimi nigeriani a fare un po' da parte del ragazzo, e dopo sono arrivati i poliziotti. Questo ho visto che c'è stato un momento di oggettiva tensione, soprattutto perché il ragazzo gridava tantissimo per infettizzare tutto. Insomma, spesso la situazione da queste parti si surriscalda, anche se sono gli stessi operatori a dire che non è il Bronx e che i controlli delle forze dell'ordine sono aumentati nell'ultimo periodo. È controllata bene dalle forze dell'ordine, problemi dall'altra parte della strada ne c'è tantissimi. Vedo spesso le volanti, polizia municipale, carabinieri e polizia stradale. E quindi insomma vedo che tutto sommato qua la zona di via Roma è ben controllata. A volte è vero, nei momenti in cui le forze non ci sono vengono fuori i topi che ballano, non lo so come spiegarlo. Restiamo a Treviso, restiamo in centro, ci spostiamo a Borgo Cavour. Ieri mattina un residente ha trovato il suo garage imbrattato, ma i vandali avevano preso di mira anche un'altra vetrina. Sto andando in questo momento dai carabinieri a fare la denuncia. La scritta con la bomboletta spray sul suo garage è comparsa nella notte a tutto campo, copre tutta la superficie e finisce sul muro della casa. Guido De Giusti, che vive qui in via Canova dal 1994, quantifica il danno in un paio di migliaia di euro, ma più che i soldi a bruciare è il gesto. Noi eravamo via stanotte e stamattina ci siamo ritrovati con questo regalino. Speriamo solo che siano stati ripresi, anche perché ci sono analoghi sgorbi sotto i portici, per cui non ne possiamo più di sta gente. Ed eccolo il secondo imbrattamento, uguale al precedente, nella vetrina dell'ex macelleria Stecca, a nemmeno 100 metri di distanza dalla prima. Il primo a vederla in via Riccati è il titolare della caffetteria Cavour a fianco. Parla di un fenomeno però che è solo degli ultimi mesi, dove questo atto vandalico però non è isolato. Poi anche la sera bottiglie, barattoli, quasi tutte le sere, insomma, dobbiamo pulire dappertutto. Passano la sera, non c'è movimento in questa zona la sera, perché qui ci sono le scuole, c'è il mattino, lavoriamo al mattino e la sera, se i ragazzini non c'è nessun controllo e fanno quello che fanno. Ai residenti di Borgo Cavour oggi si è rivolto il sindaco Mario Conte.
Ringrazio i cittadini, ovviamente mi dispiace per quanto è successo. Farò un sopralluogo nei prossimi giorni con il comandante della polizia locale per vedere se c'è la possibilità di installare una telecamera e di alzare ulteriormente il livello di attenzione anche in quel quadrante di città che però, ripeto, non è mai stato oggetto di segnalazioni e soprattutto non è mai stato preso di mira. Primo cittadino che fa un passaggio anche su via Roma, dove dice il presidio fisso delle forze dell'ordine sta funzionando e la campagna antidegrado continuerà con la riqualificazione di tutto il quadrante della stazione. Faremo degli interventi di riqualificazione che porterà ulteriormente sicurezza e decoro per quel quadrante di città che però, ripeto, con l'arrivo e la riqualificazione della stazione, con l'arrivo della nuova stazione delle Corriere poi cambierà completamente volto, ma già adesso i segnali sono decisamente migliorati. Restiamo a parlare di sicurezza, è tempo di bilanci, allora facciamoli, partiamo da Vicenza, da quello che ha messo in atto la Guardia di Finanza di Vicenza in quest'estate, una campagna straordinaria con oltre 850 pattuglie che hanno eseguito centinaia di interventi. Estate nel segno della sicurezza. Le Fiamme Gialle sono scese in campo con più di 850 pattuglie in tutto il Vicentino. In particolare vengono puntati i fari sulle principali città d'arte, da Vicenza a Bassano del Grappa, da Marostica a Schio, Tiene e al Basso Vicentino, oltre che sulle zone montane e collinari, dall'altopiano di Asiago a Recoaro Terme e ai Colli Iberici. 800 gli interventi complessivi messi in atto dalla Guardia di Finanza. Obiettivo: il contrasto del traffico di droga con centinaia di persone identificate e 4 denunciati, il lavoro sommerso con l'individuazione di 113 lavoratori irregolari di cui 3 minori e 16 stranieri e sanzioni amministrative proposte e irrogate per 400.000 euro, oltre a 19 provvedimenti di sospensione dell'attività disposti dall'Ispettorato del Lavoro. Interventi anche contro l'abusivismo commerciale, con 2 casi in cui è stata contestata l'assenza del registratore di cassa telematico. Lotta all'evasione fiscale legata alle case vacanze, con 12 irregolarità rilevate. Controlli per contrastare irregolarità nella vendita del carburante che hanno portato a 17 contestazioni amministrative. L'estate sta finendo, ma le Fiamme Gialle anche nelle prossime settimane continueranno le loro operazioni nel segno della sicurezza. E a proposito di Fiamme Gialle, di attività della Guardia di Finanza, pensate, sono decine di migliaia gli articoli in vendita sul litorale di Sottomarina che sono stati sequestrati quest'estate proprio dalle Fiamme Gialle perché contraffatti o non sicuri. Negli ultimi giorni controlli anche dei carabinieri a Caorle con multe e numerose sospensioni di attività. Oltre 45.000 articoli per un valore complessivo di 170.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chioggia nel corso dei controlli che si sono svolti quest'estate a Sottomarina perché contraffatti o non sicuri per i consumatori. Nei giorni scorsi a Bibbione, invece, i carabinieri hanno sanzionato 8 imprenditori per una cifra complessiva di 120.000 euro. Nello specifico a Bibbione 2 bigiotterie, gestite entrambe da bengalesi, sono state sanzionate per 35 e 25.000 euro con sospensione dell'attività per mancanza o omessa revisione dell'impianto antincendio, mancanza di presidi sanitari e omessa valutazione dei rischi aziendali. In un ristorante gestito da una rumena, la presenza di un lavoratore in nero ha fatto scattare la chiusura immediata e sanzioni per 15.000 euro, mentre altri 5 esercizi pubblici sono stati multati per un ammontare complessivo di 45.000 euro per varie violazioni in materia di sicurezza. A Sottomarina è stato denunciato un extracomunitario che aveva messo in vendita circa 400 prodotti contraffatti di nota griffe di moda tra abbigliamento, borse ed accessori vari, mentre un ambulante è stato segnalato alla Camera di Commercio per vendita di prodotti non sicuri e privi delle informazioni minime per il consumatore. Sempre a Sottomarina il titolare di un negozio di souvenir che vendeva prodotti non sicuri, privi delle certificazioni e delle indicazioni prescritte dal Codice del Consumo, è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'accertamento di sanzioni amministrative che possono arrivare a superare i 25.000 euro. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Montecchio perché al castello di Romeo, il simbolo di Montecchio, sono in fase conclusiva i lavori per proteggere la struttura e allontanare i corvi dalla torre.
Fase di ultimazione lo sfratto dei corvi che da tempo imperversavano sulla torre del castello di Romeo, uno dei simboli di Montecchio che insieme a quello di Giulietta è stato destinatario di interventi di manutenzione da 1 milione di euro negli ultimi 5 anni. Tra le problematiche infatti quelle relative ai particolari inquilini, le taccole, corvidi che nidificano nelle fenditure, sporcano e portano semi che fanno poi crescere piante infestanti, mettendo a rischio la conservazione della struttura. Per questo si è optato per lo sfratto, con lavori ad hoc che vanno a chiudere l'accesso ai buchi con delle reti. È un intervento anche questo importante di manutenzione e appunto servirà a rendere il torrione più pulito e soprattutto fare in modo che questi uccelli, che sono veramente tanti, è un problema in questo momento, si spostino da un'altra parte. L'altro intervento riguarda la pulizia e la sistemazione delle mura nel castello di Giulietta. Questo intervento in particolare va a ripristinare le mura del castello di Giulietta e la pulizia della torre del castello di Giulietta. Sono interventi necessari appunto per togliere le erbe e fare in modo che anche la pioggia oppure gli agenti atmosferici come il ghiaccio così non rovinino le mura del castello. Ci spostiamo adesso a Godega di Sant'Urbano dopo la tristemente, drammaticamente rinominata strage di Godega, il tragico incidente stradale che quest'estate è costato la vita a 4 giovanissimi. Sono stati installati nuovi dispositivi per la segnalazione stradale. Via Cordignano a Godega oggi è più sicura, come deciso nella riunione del Comitato Operativo Viabilità, convocata il 16 agosto scorso dal prefetto Angelo Sidoti su input del Ministero dell'Interno e Servizio Centrale della Polizia Stradale. Sono stati installati nuovi dispositivi di sicurezza stradale, proprio lì all'altezza della curva in cui quest'estate hanno perso la vita in un tragico incidente 4 ragazze appena maggiorenni, Daniele De Re, Giuliano Chellici, Daniele Ortolan e Marco De Re, rientrando da una serata tra amici la notte tra il 13 e il 14 agosto. Siamo intervenuti andando a rafforzare la segnaletica verticale, che peraltro era già presente, quindi semplicemente l'abbiamo resa ancora più visibile. Siamo intervenuti anche inserendo, e questo è un intervento nuovo in quella curva, inserendo poco prima dell'inizio della curva 2 blocchi di zigrinature e di strisce rumorose che permettono quindi all'automobilista di prestare attenzione, perché ovviamente nel momento in cui ci passiamo sopra la vibrazione che producono e il suono che producono ci dicono che dobbiamo prestare attenzione a quel tratto di strada. Un tratto maledetto, quello di via Cordignano, scenario drammatico della strage di Godega, alta velocità, una strada pericolosa e poi il fatale schianto contro un platano, un dramma stradale che nessuno potrà dimenticare, ma che forse oggi, grazie agli interventi compiuti, sarà più facile da evitare. Altri interventi non sono possibili in quel tratto di strada, quindi confidiamo che possano aiutare gli automobilisti a prestare ancora più attenzione in quel tratto che stanno percorrendo. Restiamo sulle strade, ci spostiamo a Bassano del Grappa perché ieri vi abbiamo parlato del danno subito e della multa presa da un conducente di un furgone in transito nel sottopasso di Viale De Gasperi. Siamo, come vi dicevo, a Bassano del Grappa. Ebbene, noi siamo tornati sul posto scoprendo una modifica della segnaletica. Torniamo sul luogo del misfatto, l'incrocio tra via Gerola, via Cartigliana e il sottopasso De Gasperi. Un furgoncino si danneggia perché è troppo alto rispetto ai 3,40 metri, ma di questa altezza massima non aveva alcuna informazione. L'utente ha fatto un esposto a noi chiedendo di intervenire su questa situazione. Allora, l'incrocio, siamo venuti qua a fare un sopralluogo anche con la polizia stradale e ci siamo resi conto che c'è una segnaletica che è conflittuale. In pratica, se poi voi potete anche vedere che chi viene qua da via Gerola e attraversa l'incrocio va verso la discesa, non ha la segnaletica che può istruirlo sull'altezza del ponte, ma soprattutto se può andare verso la discesa. Questo era il problema principale. La prassi è dunque diversa da quello che la segnaletica indicherebbe. Da qua nessuno che esce dalla via Gerola, nessuno può verificare l'altezza del sottopasso. È chiaro che poi se la strada mi indica con una freccia blu
che indica la possibilità di scendere nel sottopasso senza mettere un cordolo che delimita la strada e che quindi chi viene da Via Gerola non può attraversarla, questo è un problema del comune. Ma la novità di oggi è un'altra. Ecco le immagini del nostro primo servizio. Stiamo entrando in strada Cartigliana da Viale De Gasperi e già qui la situazione è un po' complicata perché la linea tratteggiata si trasforma in linea continua senza indicazioni che ci possono far scegliere se stare sulla destra o sulla sinistra. Sulla corsia di sinistra, come si può vedere, il palo della segnaletica ieri era vuoto e oggi invece reca proprio quell'avviso di altezza massima che torna utile a chi arrivasse da Viale De Gasperi. Ieri non c'era, oggi c'è. In generale questo incrocio, anche a detta dei residenti, è fonte di confusione per gli automobilisti. Gli stessi abitanti hanno detto che qua non è mai stata chiara la questione, la segnaletica anche per loro non è mai stata ben definita e correttamente posizionata. Abbiamo fatto una richiesta al comune di verificare e mettere in sicurezza l'incrocio e non abbiamo avuto risposta. Adesso vedremo, stiamo incaricando un perito appositamente per avere un altro parere e vedremo un attimo se ci sono o no responsabilità da parte del comune. Al comune toccherà anche chiarire come mai quel cartello che ieri non c'era ora sia posizionato al suo posto. Per questo ci diamo appuntamento a domani. E a proposito di segnaletica e di toponomastica, il Partito Democratico di Vicenza propone una mozione per la parità di genere. Scopriamo tutto nel prossimo servizio. Toponomastica di parità. La chiamano così. È una mozione del Partito Democratico presentata in Consiglio Comunale a Vicenza per dire promuoviamo le figure femminili della storia e della cultura vicentina. Giusto, legittimo, ma come? La nostra mozione impegna il sindaco a realizzare uno studio comunale sulla situazione di ineguale rappresentanza dei generi all'interno della toponomastica cittadina, in secondo luogo a realizzare nuove intitolazioni a donne illustri nei luoghi pubblici significativi all'interno della nostra città e in terzo luogo alla realizzazione di epigrafi e statue dedicate a 5 figure di donne vicentine protagoniste della nostra storia, le cui storie abbiamo approfondito. Le 5 donne sono Maddalena Campiglia e Bianca Nievo Angaran, brillanti intellettuali del Rinascimento. Alla prima è già stata intitolata una strada di Vicenza. Un'altra via è intitolata ad Elisabetta Caminer Turra, prima donna in Europa direttrice di un giornale. E accanto alla sua c'è Via Elisa Salerno, femminista cattolica dei primi del Novecento. Infine Maria Setti, partigiana a cui è stata intitolata una strada interna al quartiere Campedello. Insomma, a Vicenza possiamo dire con soddisfazione che queste figure non sono state dimenticate. Ci sono adesso alcune vie intitolate a pure a Vicenza, però abbiamo visto che ad esempio le statue sono pochissime in tutto il Veneto. Le statue sono poche, ma la scultura è solo una delle forme con cui si esprime l'arte. Se non altro nei dipinti le donne sono sempre state raccontate e così nei poemi, nella musica. Per fortuna non è solo con i monumenti che si promuove il ricordo di uomini e donne. Giusto arricchire comunque la storia di Vicenza con la valorizzazione anche delle figure femminili, ma la domanda che viene spontanea è: in un frangente storico drammatico come quello che viviamo, per il caro energia e per le bollette che stroncano attività produttive ed economie familiari, è una priorità portare in Consiglio Comunale la toponomastica di parità? È una priorità, direi, tanto quanto il costo delle bollette oppure le esigenze lavorative, va di pari passo con altre priorità. Ma non è una priorità nel senso che noi è un'attenzione che hanno dato i ragazzi, che poi il Consiglio Comunale deve affrontare e poi andrà avanti. Ma oggi abbiamo messo un semino che con i suoi tempi speriamo che un domani porti qualcosa di più bello e importante a Vicenza. Ecco. E restiamo proprio a Vicenza perché continua l'attesa per conoscere il nome dell'80° vescovo della città. Chi sarà il nuovo vescovo di Vicenza?
Domanda semplice, risposta difficile, imprevedibile, ma solo fino a un certo punto. Partiamo dalle certezze. Beniamino Pizziol, nominato da Papa Benedetto XVI a capo della diocesi vicentina il 16 aprile del 2011, ha compiuto 75 anni il 15 giugno e, seguendo le prescrizioni del diritto canonico, ha rassegnato le dimissioni. Adesso tocca a Papa Francesco decidere chi sarà l'80° vescovo di Vicenza. I possibili nomi sono coperti dal più stretto riserbo, ma circolano 3 ipotesi. Monsignor Renato Marangoni, attuale vescovo di Belluno Feltre, 64 anni, originario di Crespano del Grappa. Se fosse lui il successore di Beniamino Pizziol, l'annuncio potrebbe arrivare terminate le celebrazioni per la beatificazione di Papa Luciani. Ma c'è una seconda e anche una terza ipotesi. Monsignor Giuliano Brugnotto, 59 anni, rettore del seminario di Treviso, dove adesso è vicario generale della diocesi, docente alla facoltà teologica del Triveneto a Padova, dove il preside è Don Andrea Toniolo, 58 anni, padovano di Galzignano Terme, teologo molto apprezzato, autore di diverse pubblicazioni. È lui il terzo nome che circola per guidare la diocesi di Vicenza. Ma questi 3 nomi, ripetiamo, sono solo ipotesi. Non è detto che Papa Francesco non guardi fuori dal Triveneto per scegliere il nuovo vescovo di Vicenza. Beniamino Pizziol, quando ha rassegnato le dimissioni, aveva auspicato una scelta celere del suo successore, ma così non è stato. Di solito l'iter viene chiuso entro l'anno solare e mancano solo 3 mesi e mezzo alla fine del 2022. Insomma, il tempo scorre e la scelta ormai appare imminente. La domanda ad oggi è ancora senza risposta. Chi sarà il nuovo vescovo di Vicenza? Da Vicenza ci spostiamo a Padova perché arrivano in questura 4 opere d'arte dei musei eremitani che saranno esposte e messe a disposizione dei cittadini, che dunque si recheranno negli uffici della Polizia di Stato e le potranno ammirare. La questura non solo luogo di legalità ma anche di arte e bellezza, e così la sala di Palazzo Wallenborg, che ospita gli uffici della Polizia di Stato, diventa la casa di 4 dipinti dei musei degli eremitani che si trovavano da anni nei depositi e che, grazie alla collaborazione tra la questura e il comune di Padova, hanno trovato una nuova collocazione. Mi piace rendere più belli gli uffici in cui lavoriamo e credo che sia stato anche molto utile esporre queste opere perché insomma, gli spazi di allestimento, di esposizione non sono sempre sufficienti, e quindi io ho chiesto appunto qualche opera che non si riusciva a esporre, se potevamo esporla qui negli uffici della questura. Io ho intenzione di far vivere questa sala sempre di più, creare occasioni appunto di incontro e anche permettere appunto ai cittadini che lo volessero di entrare. È una sala bella, che merita di essere vissuta, vista, apprezzata. Peraltro ho intenzione adesso di riattivare lo scalone che c'è per entrare qui, che è molto bello. Dopo il restauro dell'affresco del Pendini che troneggia nell'ufficio del questore, queste opere d'arte tra 600 e 700 abbelliscono la questura. Si tratta di una Maddalena penitente del 1600, una copia del Giudizio universale di Michelangelo di fine 1500 e il mito di Niobe del 600 attribuito al pittore marchigiano Giuseppe Diamantini, e una spettacolare veduta di Prato della Valle. Alle mie spalle c'è una bellissima opera con Prato della Valle che ha una caratteristica particolare. Tanto è vero che nel 1817 il direttore del museo Moschetti diceva: è un'opera visionaria perché accanto alla realtà delle cose c'è qualcosa che era futuribile. Oggi si parla tanto della statua, lì si teorizzava di mettere quella gigantesca fontana che in realtà non venne mai messa. Quindi questo è un quadro che mette assieme il reale e il visionario. Tutto pronto per la Maratonina di Mestre che si disputerà domenica 18 settembre, un ritorno all'evento senza restrizioni all'insegna della solidarietà.
Torna la maratonina di Mestre come l'avevamo conosciuta pre-pandemia, quindi con la corsa da 10 km e quella da 21, e anche un'occasione naturalmente per ravvivare un po' la piazza Ferretto e tutta la municipalità di Mestre, perché ci saranno anche degli eventi collaterali, quindi la speranza è quella di vedere tante persone che partecipino non solo alla corsa ma anche che partecipino a tutta la manifestazione. L'appuntamento è domenica 18 settembre per la 13ª edizione. La novità più rilevante rispetto allo scorso anno è il ritorno della corsa competitiva sui 21 km, che toccherà i punti principali del territorio mestrino, attraversando soprattutto le piste ciclabili Parco Albanese e Parco San Giuliano. Sport, divertimento, solidarietà, un'apertura anche chiaramente al commercio, perché chi viene in città consuma, e sicuramente anche un presidio di determinate zone col passaggio delle persone. La partenza è fissata alle 9:15 in piazza Ferretto, dove è previsto anche l'arrivo intorno alle 12:30. Al termine si svolgeranno tutte le premiazioni. L'obiettivo è quello di raggiungere quota 1400 iscrizioni, 400 per la competitiva e 1000 per la non competitiva. Anche quest'anno l'evento è legato alla solidarietà. I proventi delle iscrizioni vengono destinati in solidarietà e vengono destinati soprattutto a 2 associazioni del territorio che sono estremamente importanti, ovvero sia AVAPO, l'assistenza domiciliare dei malati oncologici, e il poliambulatorio di Marghera di Emergency. Per ulteriori informazioni sul regolamento si può consultare il sito www.maratoninamestre.it. Siamo in chiusura, ma c'è tempo ancora per riepilogare brevissimamente i dati Covid dell'ultimo bollettino. Il delta dei nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore fa segnare un più 2.227 nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto, un andamento perfettamente in linea con il trend settimanale, quindi non si verificano né si segnalano picchi o aumenti importanti. Il bollettino regionale segnala, ahimè, purtroppo anche il decesso di altre 6 persone. I dati invece positivi riguardano la discesa dei malati, 1428 in meno in sole 24 ore, e anche la discesa dei ricoveri, meno 18, e quello delle terapie intensive, meno 3. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione. Appuntamento puntuali domani alle 12.